Quando il traffico è bello pieno, e intanto vedo che il primo passaggio seguito da Scamparboni, siamo poi sempre in terza posizione. Alex Gallotta che va subito a prendere il comando, seguito poi da Renzi Consoli, quindi il perché Pigato sta procedendo a rilento, ma alle sue spalle Visentini l'ha già raggiunto. Visentini che ancora sta cercando di andare ad attaccare Pigato. Pigato tiene l'interno, poi ecco Visentini che passa, riesce a passare in mezzo alla palude, Pigato rientra ai box in questo momento, quindi ritiro per Claudio Pigato, e quindi rimaniamo con la stessa situazione vista nella prima manche, con solamente Visentini